diceva Monica Mondo, in ciascuno di noi, ma anche un po' l'esperienza di questa mattina, quella che Papa Francesco chiamava santa inquietudine, citando naturalmente Sant'Ignazio di Loyola. È forse anche uno dei sentimenti forti di questa mattina. Beh, la santa inquietudine è qualcosa che oserei dire necessaria in questa stagione, un po' Scusa che ti confusa. interrompo, abbiamo credo sentito l'applauso di Piazza San Sì, Pietro perché si sono viste le immagini del movimento dell'uscita. dall'interno della E basilica. allora a questo punto Ecco, accompagniamo con un primo momento di silenzio la processione che accompagna